Terza unità didattica di Iscola e Ballo, e questa volta ci dedichiamo alle danze di corteggiamento. Gli studiosi suddividono in due tipologie fondamentali i balli sardi: i balli rituali, che abbiamo visto finora, e le danze di corteggiamento, dove c'è una distinzione molto netta tra i due tipi di esecuzione. Nei balli rituali si balla in maniera corale, tutti insieme, mentre nelle danze c'è la costituzione obbligatoria della coppia, dove all'uomo è lasciata la libertà di potersi esprimere in maniera estemporanea, dimostrare la propria valentia nel ballo, mentre alla donna era lasciato un ruolo forse meno vistoso nell'esecuzione del ballo, ma non per questo meno importante. Anche nella lingua italiana si è sempre fatta questa distinzione. Fin dal Rinascimento si è sempre distinto col termine ballo le esecuzioni corali in cerchio, mentre venivano definite danze le esecuzioni per file e in coppie. Questa tipologia di danza che proponiamo in questa terza video lezione di Iscola e Ballo fa riferimento all'area centrale della Sardegna, l'area del Mandrolisai o dell'Alta Marmilla, fino ad arrivare all'Oristanese, zona nella quale ancora oggi si trovano straordinari ballerini ed elegantissime ballerine tradizionali che sanno eseguire in maniera strepitosa questo ballo così particolare, questa danza di corteggiamento. Gli elementi fondamentali nell'esecuzione di sta danza rimangono gli stessi del ballo popolare sardo, quindi una grande rigidità della parte superiore del corpo, le braccia che devono stare aderenti al busto, l'avambraccio che si protende leggermente in avanti e ancora il movimento nella parte bassa del corpo dove i piedi devono quasi volare nel ricamare i movimenti del passo di sta danza, con una fase iniziale caratterizzata da quella che viene chiamata passizzata o passillada e una parte danzata vera e propria. Il ballo lo possiamo calcolare per semplicità in 6 movimenti per battuta musicale. Tra gli elementi fondamentali da tenere in considerazione c'è sicuramente il modo di tenersi per mano. Mentre nei balli rituali si balla tenendosi in maniera molto stretta, con un contatto fisico piuttosto presente, nelle danze di corteggiamento la presa tra l'uomo e la donna è ridotta al semplice tenersi per la punta delle dita, fino ad arrivare a balli che in questa occasione non analizzeremo, quali su Balle Mucadores o Sorrosciada di Sabugheo, dove le ballerine e i ballerini non si toccano mai durante l'esecuzione del ballo. In sta danza è interessante anche la differenza esecutiva tra il passo maschile e quello femminile, come detto in apertura di questa introduzione a sta danza. Agli uomini viene lasciata una libertà maggiore nell'esprimere quelle che sono le proprie capacità, il proprio estro estemporaneo nell'esecuzione del ballo, mentre le donne devono seguire l'uomo in maniera molto più composta, più elegante, più raccolta rispetto all'esecuzione del passo maschile. Tra i movimenti coreografici tradizionali c'è la costituzione della coppia dove l'uomo e la donna ballano frontalmente, a differenza di quanto avviene appunto nei balli rituali che abbiamo analizzato finora. E allora non mi rimane che invitarvi a seguire la lezione nella nostra sala de ballos, Iscola e Ballo, sa danza. Ciò che mi preme sottolineare nella danza che andiamo a proporvi oggi è innanzitutto la presa. Se nei balli rituali la presa era molto stretta tra il ballerino e la ballerina, in questo caso la presa è molto più distante. Infatti l'uomo terrà soltanto la punta delle dita della ballerina durante l'esecuzione di tutto il ballo. Le braccia devono stare aderenti al busto, il gomito piegato e le mani devono tenersi protese leggermente in avanti. Nella danza di corteggiamento è fondamentale la differenza tra il passo maschile e quello femminile. Il passo è suddiviso in 2 momenti esecutivi, una parte che chiamiamo a passillada, una parte dove possiamo quasi passeggiare, suddividendo lo spazio musicale in 6 movimenti per battuta, e la parte danzata vera e propria. Partiamo con la parte a passillada. La si esegue in 6 movimenti per battuta musicale. Partiamo contando gli ultimi 2 movimenti della battuta precedente, ossia con un inchino: 5 nella discesa, 6 nella risalita. Subito dopo si deve partire incrociando il piede destro davanti al piede sinistro, quindi avremo il peso del corpo sulla gamba sinistra. Incrociamo
Come primo passo, il piede destro davanti al sinistro. Poggio il peso del corpo sulla gamba destra e il piede sinistro si affianca a quello destro. Torna il peso del corpo sulla gamba sinistra e contiamo quindi il secondo tempo. Il terzo tempo lo si esegue spostando il piede destro dietro il sinistro. Terzo movimento, chiudiamo col piede sinistro 4, 5 e 6. 3, 4, 5, 6. Destro, sinistro, giù e su. Destro, sinistro, giù e su. Per eseguire la parte danzata vera e propria bisogna fare attenzione, perché bisogna immaginare di eseguire il passo con una sorta di pedalata all'indietro. Tutto questo in un movimento di 6 movimenti per battuta musicale. Il passo maschile, come vi dicevo, è molto più fiorito e allegro ed estemporaneo rispetto al passo femminile, che è più raccolto e molto più raffinato e delicato. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La posizione uomo di fronte alla donna ci permette di avere una serie di movimenti, i movimenti verso sinistra e verso destra, dove si deve anche in questo caso marcare la battuta musicale e lo si esegue durante la parte danzata vera e propria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stesso movimento lo si può eseguire andando avanti e indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Scendo e salgo. Bene, uno dei movimenti che si può eseguire in sadanza, soprattutto nel passo maschile, è l'incrocio all'indietro per tutta la parte danzata vera e propria. E allora ci balliamo sadanza accompagnati dalla musica. Bene, si conclude così sadanza, questo ballo dove il ballerino conquista la sua ballerina attraverso le fioriture dei passi. Di Scuola e Ballo, Elena, Emanuele Garau, a presto, ciao!